Il comune di Carasco chiede di rivedere la nuova riclassificazione del rischio idraulico elaborata dalla regione. I dati non sono aggiornati e diverse aziende rischiano di chiudere in caso di allerta. Il Sacro Cuore di Gesù ci parla dell'amore di Dio, lo spunto di riflessione del Vescovo nella festa celebrata a Ferrada di Moconesi, l'invito ad aprirsi e a riparare le offese ricevute. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Diocesano di Musica, è possibile seguire corsi di pianoforte, organo, canto corale, singolo e gregoriano. La scuola prepara gli esami del conservatorio. Telepace porta la Virtus Entella a casa. Da questa sera e per tutto il campionato le partite dei biancocelesti saranno trasmesse in differita sui canali del digitale terrestre in HD e in streaming. È la compattezza la vera forza d'attacco del Rivasamba. La prima squadra è la Juniores, presentate ieri sera a Sestri Levante. La società, tornata in eccellenza, punta a mantenere la categoria. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. La politica amministrativa in apertura. Carasco chiede alla Regione di rivedere la nuova classificazione del rischio idraulico presentata di recente. Per quanto riguarda il comune del Tigullio, la nuova mappa introduce nuove aree non sicure, ma si baserebbe su dati non aggiornati e incompleti. In caso di allerta, inoltre, alcune aziende rischierebbero la chiusura. Sentiamo. Le criticità che hanno esposto questo sistema qua non sono reali a quello che succede normalmente sul territorio. Non ci sta il comune di Carasco a vedersi cambiare le carte in tavola e trovarsi riclassificate alcune zone del suo territorio prima considerate sicure dal punto di vista idrogeologico e ora, in base ad un'analisi dei dati risalenti al 2008, diventate aree a rischio. Variazioni che tra le altre cose comporterebbero l'obbligo di chiusura per diverse aziende della piana industriale in caso di allerte arancioni o rosse. Abbiamo tre aziende che lavorano 24 ore su 24, quello lì penso che è un ragionamento che bisogna con Regione Liguria cercare di approfondire, perché non ci possiamo permettere noi come comune e neanche le aziende di interrompere la loro attività. Le aziende sono la Faci, AS, Spiga Nord e Revetro. Le stesse, con il coinvolgimento di Confindustria, hanno messo a disposizione del comune la loro documentazione, che è andata ad integrare il ricorso presentato dall'amministrazione nei confronti degli uffici regionali sulla base dei dati raccolti in queste settimane, che fotografano più nel dettaglio la reale situazione morfologica. Nelle prossime settimane si attende dunque una risposta. Se tutto dovesse rimanere invariato, il comune dovrà per prima cosa modificare nuovamente il piano di protezione civile e mettere mano ad interventi di mitigazione del rischio idraulico molto onerosi. Servirebbero parecchi milioni di euro, perché Carasco è una piana importante, una piana industriale, una piana abitativa dove ci abitano tante persone che frequentano e lavorano nelle nostre aziende che abbiamo qua sul territorio, e si andava a perdere una parte importante e economica, che è quella che fa funzionare le casse del comune. Dovrà cambiare per forza di cose anche il piano di protezione civile. Questo prevedeva in caso di allerte anche la zona della scuola come presidio in cui ricoverare eventualmente la popolazione. La scuola adesso in questo momento non potrà più esercitare questo ruolo. Esatto, in questo momento, da come abbiamo queste carte, non potrà più esercitare questo ruolo. Dovranno andare al primo piano, non rimanere a piano terra, e allora saranno anche sicuri. Qui è una cosa molto importante che voglio segnalare, perché ci ha completamente stravolto il piano di protezione civile, che doveva essere quasi pronto per essere approvato prima che venga l'inverno. Invece siamo di nuovo lì a ridisegnarlo. Lavori di pulizia dei corsi d'acqua a Casarza Ligure. In particolare è in corso la messa in sicurezza di un tratto del Rio che attraversa via Barletti e arriva nel centro cittadino. La pulizia prevede anche la rimozione di materiale sotto la copertura tombinata nell'area di Piazza Mazzini. Il punto è uno dei più critici del paese, spiega il sindaco Giovanni Stagnaro. Per questo l'amministrazione ha dato il via libera ad un progetto già approvato in linea tecnica dai vari enti competenti di circa 5 milioni di euro. Parteciperemo, dice dunque il primo cittadino, ad ogni occasione di finanziamento per ottenere le risorse indispensabili alla realizzazione dell'opera. Adesso a Chiavari, dove i consiglieri comunali di maggioranza hanno protocollato questa mattina una mozione che sarà discussa in occasione del prossimo Consiglio in programma il 1° di ottobre. I consiglieri, 10 in totale, chiedono di discutere il ruolo di consulente all'urbanistica e all'edilizia rivestito da Giovanni Giardini per conto del sindaco e in relazione all'intervento di via Trieste. Sempre questa mattina Giardini ha fatto sapere di aver convocato una conferenza stampa sabato mattina.
La cronaca. Un operaio è stato investito mentre era impegnato a ridisegnare le strisce pedonali sull'Aurelia a Cavi di Lavagna nei pressi della stazione ferroviaria. L'incidente si è verificato intorno alle 9:30. L'uomo, sui 45 anni, è stato colpito da un camion. Sul posto l'automedica, la Croce Verde di Lavagna e le forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in codice rosso a San Martino di Genova con un grave trauma cranico. Sono in corso le indagini per comprendere i motivi dell'incidente. E ora siamo all'informazione religiosa. La comunità di Ferrada di Moconesi ha celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Nell'occasione il Vescovo ha presieduto la messa del mattino. Monsignor Tanasini ha richiamato il significato della festa che rimanda all'amore incondizionato del Signore. Quindi ha rivolto ai fedeli l'invito ad attingere a questa devozione per riparare le offese ricevute. Sentiamo. La parrocchia di Ferrada di Moconesi ha una duplice intitolazione, a Santa Margherita e al Sacro Cuore di Gesù. Entrambe le ricorrenze sono state celebrate insieme al pastore della diocesi, che ha potuto apprezzare la fede e l'impegno dei fedeli sia nella preparazione e animazione della festa, sia nel contribuire al mantenimento dell'edificio sacro, per il quale nel luglio scorso sono state benedette le nuove vetrate. La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù è stata preparata con un cammino aperto dalla celebrazione eucaristica per gli anziani e gli ammalati, proseguito con momenti di adorazione quotidiana e la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Nella messa del mattino, il giorno della festa, Monsignor Alberto Tanasini ha messo in rilievo il significato di venerare il cuore di Gesù, un cuore capace di condividere i sentimenti e le passioni, profondamente umano, ma che al tempo stesso ci traduce il cuore di Dio. Ci fa capire che Dio ha un cuore che è capace di amare di un amore unico, infinito, perché è il cuore di un uomo, il cuore di Gesù, ma il cuore del Figlio di Dio. La solennità del Sacratissimo Cuore ci interpella anche sul nostro modo di amare, in un tempo in cui è facile indurire il cuore quando sembra che qualcosa tocchi i nostri interessi. Ci sentiamo assaliti e allora ci chiudiamo, ha detto il Vescovo, che ha poi spiegato: non ha fatto così Gesù, il suo cuore è sempre rimasto aperto sino in fondo. Infine l'invito che scaturisce da questa devozione, la riparazione delle offese. La devozione al cuore di Gesù è anche una devozione riparatrice. Fare il bene per in qualche modo riparare al male che viene commesso. Anche questo fa parte del cambiamento del mondo. Rimaniamo in diocesi. Con l'inizio di ottobre parte un nuovo anno di corsi per l'Istituto Diocesano di Musica Monsignor Gibi Campodonico. Le materie di insegnamento vanno da quelle classiche, pianoforte e organo, al canto corale, al canto solista e la possibilità di frequentare un seminario sul canto gregoriano. Le lezioni si terranno nelle aule di Casa Marchesani a Chiavari. L'intervista. Qualitativo delle lezioni, della formazione che si riceve all'Istituto Diocesano? Gli insegnanti che lavorano all'interno dell'istituto sono tutte persone che hanno competenza, hanno diplomi in conservatorio nei rispettivi strumenti e hanno anche da molti anni una conoscenza piuttosto elevata di quello che è l'animazione liturgica, quindi sicuramente riusciamo a unire tanto l'aspetto esecutivo, pratico dello strumento, ma anche tutto quello che è l'aspetto della liturgia, quindi del poter mettere insieme le conoscenze e le competenze tanto strumentali quanto poi liturgiche. A che età è consigliabile iniziare a studiare uno strumento? Ma diciamo che l'età media potrebbe essere quella dai 6-7 anni, quando normalmente un bambino inizia a provare anche piacere in quello che fa e quindi ci si può cimentare mettendo insieme tanto l'aspetto ludico quanto quello proprio della preparazione vera e propria. Con quale frequenza si svolgono i corsi? Normalmente i corsi sono un giorno alla settimana lo strumento e un giorno la materia teorica, poi in base a esigenze particolari magari si tenta di andare incontro a richieste e quindi poter anche accentrare nello stesso pomeriggio le lezioni.
Per chi appunto desidera approfondire lo studio di uno strumento c'è anche la possibilità di prepararsi per gli esami di conservatorio. Sì, anche se negli ultimi anni l'ordinamento è cambiato, quindi ormai non è più possibile fare i cosiddetti corsi da privatisti, sostenere gli esami da privatisti come un po' di anni fa, però è possibile preparare tutta la parte propedeutica, quindi all'inserimento poi al conservatorio vero e proprio. Per informazioni o per iscriversi ci si può rivolgere negli uffici della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari oppure chiamare il numero 0185 59 05 30. Il convegno diocesano è il momento di apertura ufficiale del cammino pastorale di questo nuovo anno e quest'anno si celebra domani, venerdì sera, al Villaggio del Ragazzo. Alle 19 l'accoglienza e la pericena, alle 20:15 la preghiera e l'introduzione del Vescovo. A seguire la proposta di riflessione curata da Rosanna Virgili, biblista e docente di esegesi nelle Marche. Il filo conduttore sarà il Vangelo di Matteo e titolo del convegno diocesano è Per leggere il nostro tempo. Dopo il dialogo in assemblea, le conclusioni. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì, informazioni anagrafiche, indirizzi, codici fiscali, richieste di regolarizzazione e numero dei vani sono alcune delle possibili imprecisioni dei dati catastali che potrebbero richiedere degli aggiustamenti. Ora i contribuenti hanno una doppia chance per segnalare gli errori. La scheda della settimana. Il contribuente che riscontra errori nei dati catastali relativi ai propri immobili può segnalare l'inesattezza all'Agenzia delle Entrate e chiederne la correzione. La domanda va presentata fisicamente agli uffici territoriali o, in alcuni casi, attraverso il servizio online Contact Center sul sito dell'Agenzia. Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata, i motivi della modifica e tutte le notizie utili alla rettifica. A presentare la richiesta potrà essere il proprietario o un'altra persona avente diritto o delegata. Il servizio Contact Center può essere usato solo in alcuni casi, ad esempio per errori sull'intestatario dell'immobile, come inesattezze su cognome e nome per le aziende e la denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita per le aziende e la sede legale, ma anche diritti e quota di possesso. Oppure errori sui dati dell'immobile, come indirizzo, luogo, numero civico, piano interno, o inesattezze nella consistenza catastale, come numero di vani o metri quadri. Altre segnalazioni possono riguardare l'incoerenza per fabbricato mai dichiarato, l'incoerenza per fabbricato rurale o altre variazioni che riguardano casi particolari e che coinvolgono tecnici professionisti. Per compilare il web form di richiesta occorrono gli identificativi catastali, foglio, particella, subalterno e gli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto o altro atto pubblico, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione, domanda di voltura catastale o un altro documento comprovante la variazione. Se la domanda viene invece portata fisicamente allo sportello, dovrà essere redatta con l'utilizzo del modello unico di istanza cartaceo. L'istanza è gratuita e va presentata su carta semplice. In alcuni casi particolari è prevista l'imposta di bollo. Cittadinanza Liguria raccoglie firme per chiedere all'amministrazione di Chiavari di adottare i provvedimenti necessari per agevolare il parcheggio ai residenti. Il gazebo sarà allestito domani dalle 9 alle 13 in via Martiri della Liberazione, angolo con piazza Matteotti. La petizione però può essere firmata anche allo sportello dell'associazione in via Colonnello Franceschi dalle 9 alle 12 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L'Assemblea di ANCI Liguria ha eletto 23 delegati che parteciperanno alla 19ª Assemblea congressuale dell'associazione, in programma dal 19 al 21 novembre ad Arezzo, ma anche 3 consiglieri nazionali. I lavori sono stati presieduti dal sindaco di Genova, Marco Bucci, e partecipati dal presidente di tutte le ANCI regionali, Maurizio Mangialardi. Tra i delegati liguri chiamati ad eleggere il direttivo nazionale sono presenti la chiavarese Claudia Brignole, Elio Cuneo, già sindaco di Coreglia Ligure, Valentina Ghio, sindaco di Sesti Levante, e Filippo Lasinio, assessore nel comune di Rapallo.
In occasione della giornata nazionale dei borghi autentici si concluderà domenica il programma del Musel a Palazzo Fasce di Sestri Levante. La giornata prenderà il via con la passeggiata Quattro Passi nella Storia. Alle 9 è fissata la partenza proprio a Palazzo Fasce. Sarà possibile attraversare i ponti della Valle del Fico e la chiesetta di Sant'Anna, terminando la corsa alla sciamadda dei Vinacceri di Ballerini, dove verrà offerto un show cooking di pesto al mortaio. La prenotazione è obbligatoria entro le 17 di sabato 28 settembre, telefonando allo 0185 47 85 30 o scrivendo una mail a info@musel.it. Nel pomeriggio alle 18 in Sala Bo a Palazzo Fasce ci sarà l'incontro con Luca Ciotoli dal titolo Sestri Santa Cruz, da viaggio personale a patrimonio collettivo. Il relatore parlerà del suo viaggio nella cittadina californiana dove molti cittadini di Sestri Levante emigrarono, creando una piccola comunità locale che fece tesoro delle proprie esperienze acquisite nella pesca e nella ristorazione. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Condizioni di morte, questo è il titolo scelto da Avvenire. Sul suicidio assistito la consulta stabilisce in quali casi e con quali procedure c'è la non punibilità. Volontà cosciente, patologia irreversibile, sostegni vitali, sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. Tocca ora al Parlamento legiferare e ai giudici decidere sul caso cappato DJ Fabo. Ma c'è subito la presa di posizione della Presidenza della CEI, sconcerto e distanza, spinta culturale negativa. Si può e si deve respingere la tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l'eutanasia. Queste sono le parole rimbalzate ieri appunto dalla Presidenza della CEI, ma sono parole di Papa Francesco. Siamo alla fotonotizia con il ghiacciaio del Monte Bianco in pericolo, crollo, il riscaldamento colpisce anche il Courmayeur, ghiacci giù, mari su, l'allarme è continuo. La Chiesa si fa carico di 58 profughi della Ocean Viking, l'accordo con lo Stato italiano, e poi un favore in guai a Trump, i democratici a processo nella telefonata con il presidente ucraino, la richiesta di indagare su Biden, che è il suo possibile avversario alle elezioni presidenziali. Siamo sul secolo XIX, la svolta della consulta sul suicidio assistito, adesso serve una legge, il commento, ma lo Stato non può fare il supplente. E poi ancora, termina il crociere a Genova, Costa chiama Renzo Piano, intervista all'amministratore delegato TAM, vogliamo crescere con la città. Degrado e barriere, stazioni del Mirino a Recco e a Rapallo, e poi Camogli, disinfettato tutto il centro per il caso di dengue, e il bancomat in Liguria, commercianti tipici, vanno ridotti i costi, lo stop ai contanti. E lo sport con la giornata di campionato infrasettimanale, il Genoa pareggia 0-0 con il Bologna ma in difesa soffre, la Sampdoria non è guarita, sconfitta 2-1 dalla Fiorentina. E siamo nelle pagine del Levante, sempre secolo XIX, i carcerati digitalizzano l'archivio comunale dall'informatizzazione e il riscatto futuro. 5 ospiti della casa di reclusione di Chiavari al lavoro per ammodernare il sistema di consultazione edilizia. E ancora invece da Rapallo, come vedevamo sulla prima pagina, stazione, problemi di degrado, l'ascensore non va, già chiuso per atti vandalici lo spazio start-up, l'ex scalo è un dormitorio, illeggibili i tabelloni degli orari, le ferrovie entro fine anno, funzionerà l'atteso elevatore per il secondo binario. Ora la linea può passare a Genova per vedere gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 35 di domenica 29 settembre. In apertura, se a Chiesa è missionaria. Dalla sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente, un piano quinquennale per il cammino pastorale della Chiesa italiana. Di spalla, alla vigilia dell'Ottobre missionario, le iniziative diocesane in programma. A pagina 10 le indicazioni per vivere il mese straordinario della missione, indetto da Papa Francesco. In taglio centrale, Aleppo tra scempio e speranza. Il cardinale Bagnasco nei giorni scorsi si è recato in visita in Siria, accolto dal parroco di Aleppo e dalle comunità cristiane locali. E l'arcivescovo di Genova sarà anche tra i partecipanti al prossimo sinodo sull'Amazzonia sul tema Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale, al via il 6 ottobre in Vaticano. In taglio basso, canto e musica, norme per una corretta liturgia. Si è svolto a Genova nei giorni scorsi il convegno sulla musica liturgica con Monsignor Marco Frisina. A pagina 4 il resoconto della 2 giorni.
E in conclusione 2 avvisi: l'inaugurazione dell'anno pastorale sabato 28 settembre in San Lorenzo e la giornata della Migrantes domenica 29 settembre sempre in Cattedrale. Subito in redazione ora per le ultime novità. È pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Ancora senza esito in Val d'Aveto le ricerche dell'uomo di 81 anni che da ieri si è perso nei boschi alla pendice del Monte Penna. A dare l'allarme ieri la moglie che era in macchina con lui e che non l'ha visto più tornare dopo che questi si era allontanato da alcune ore probabilmente per cercare funghi. Le ricerche proseguite durante la notte continuano, si concentrano nella zona tra le casermette del Penna e il passo dell'Incisa. Sul posto in azione i vigili del fuoco con una squadra da Chiavari e il presidio UCL di Parma, gli uomini del soccorso alpino e della protezione civile. E tutta te la linea. Ebbene, siamo così allo sport e iniziamo da una notizia che riguarda tutti gli sportivi del Tigullio, in particolar modo i tifosi della Virtus Entella. Grazie all'accordo tra la società biancoceleste e Teleradio Pace, ogni settimana sarà possibile rivedere in differita le partite del campionato di Serie B, con protagonista la squadra chiavarese. La messa in onda avverrà dopo 48 ore dal fischio finale e sarà trasmessa sui canali 15 e 115 del digitale terrestre e sempre sul canale 515 in alta definizione. Si parte oggi con la differita di Virtus Entella Venezia in onda alle 23 sul canale 15 di Telepace e sul 515 HD. Domani, venerdì, la partita sarà trasmessa su Telepace 3, che è il canale 115, e sempre sul canale 515 HD. Gli orari sono quelli delle 9, delle 15 e delle 20:30. Le gare di Inizetto e compagni si potranno seguire anche in streaming attraverso il sito teleradiopace.com. L'accordo sarà in vigore per tutta la stagione e darà modo agli appassionati della Virtus Entella di rivivere le emozioni delle partite del campionato DB, in particolare le gare in trasferta. E adesso andiamo all'hotel Due Mari di Sestri Levante, dove si è svolta la presentazione del Riva Samba. Un anno impegnativo attende la società, che l'anno scorso è riuscita a tornare in eccellenza e quest'anno punta a mantenere la categoria. Siamo andati a vedere. Compattezza è la vera forza d'attacco del Riva Samba, una parola che descrive il clima che si respira negli spogliatoi della prima squadra e della Juniores. Le due formazioni sono state presentate ieri a Sestri Levante. La società punta a valorizzare i suoi giovani. Il settore giovanile che cerchiamo tutti gli anni di tirarne su il più possibile per fare giocare in prima squadra. Il nostro intento è quello. Un bel gruppo di ragazzi interessanti. Il mister Davide Del Nero tiene in considerazione molto questi giovani qua e oltre che a vedere gli allenamenti si informa dei risultati, si informa delle prestazioni. È un bel biglietto da visita per questi ragazzi essere tenuti in considerazione dalla prima squadra. La prima squadra ha pareggiato le prime 2 partite del campionato di eccellenza. A poco si prendono le misure di questa nuova sfida. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato abbastanza tranquillo, cercando di ottenere una salvezza il prima possibile e speriamo che vada così. Sicuramente abbiamo fatto una squadra competitiva per poter raggiungere l'obiettivo, quindi sono abbastanza tranquillo e fiducioso. Confermato il 90% della squadra, i giocatori sono compatti intorno al mister. Il gruppo è ben cementato. Potrà essere il punto di forza per fare la differenza? Con gli innesti che abbiamo fatto, secondo me ci siamo rinforzati e quindi siamo lì sicuramente a fare un campionato, ripeto, importante, cercando domenica dopo domenica di vedere quali sono le nostre potenzialità. Abbiamo dimostrato già dall'inizio del campionato che possiamo affrontare anche le squadre tra virgolette favorite per la vittoria senza problemi. Siamo giovani, però c'è del grosso margine di miglioramento. La squadra Juniores è composta unicamente da ragazzi cresciuti nelle giovanili del Riva Samba e riguarda le leve dal 2000 al 2002. Per ora il campionato è iniziato alla grande con 2 vittorie. L'obiettivo primario è quello di rimanere su, di rimanere a fare i regionali pure l'anno prossimo. Nel caso dovesse andare meglio, nel senso posizionarci in una buona posizione, meglio per l'ambiente, meglio per tutti. Siamo giunti al termine del telegiornale, ci rivediamo questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.